Amiche e amici sportivi e non sportivi, buongiorno, ben ritrovati. Una nuova colazione con insieme a Sport di più. Questa mattina, allora, diciamolo subito, non è mattina, è sera, stiamo registrando, però questo andrà in onda come sempre di mattina insomma entriamo veramente nel mood delle Paralimpiadi dopo il grande successo delle Olimpiadi Milano Cortina. Questa mattina parliamo di Paralimpiadi e io sono veramente contento di avere qui con noi due ospiti. Questa mattina sarà una chiacchierata a tre e vado a presentare subito il presidente del CIP Veneto, Davide Giorgi. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie dell'invito. E poi vado a presentare un caro amico, insomma ci conosciamo da qualche settimana, sto scherzando, Claudio Tolinei, che è il referente, quindi è il delegato per quanto riguarda il CIP della provincia di Verona. Buongiorno Claudio. Buongiorno, ciao Alberto, grazie anche da parte mia del graditissimo invito. Beh, grazie veramente a voi. Si sta un po', ma neanche tanto, spegnendo questa eco di questo grande successo delle Olimpiadi. La cerimonia di chiusura in arena è ancora nei ricordi, nei pensieri di tanti, non solo italiani, ma di tanti sportivi a livello mondiale. Allora, prima di entrare nelle Paralimpiadi, vi chiedo proprio un vostro parere, un vostro giudizio, una vostra sensazione su come sono andate e cosa vi hanno lasciato queste Olimpiadi. Presidente Giorgi. Beh, sono state fantastiche. Abbiamo ricevuto immeritatamente i complimenti da parte di tutte quante le delegazioni straniere e poi alla fine anche qua in Italia ci siamo riconosciuti di essere all'altezza di questi eventi. All'altezza non solo dal lato strutturale, ma nell'organizzazione, per la competenza dei volontari, per il coinvolgimento di tutto il territorio. E penso che l'immagine che abbiamo dato al mondo è stata un'immagine bella, pulita e veramente che lascerà il segno, soprattutto nella capacità di aver creato quel modello, il modello di Olimpiade diffusa, che tante perplessità in tanti aveva suscitato, ma che poi si è confermato essere un modello esportabile e che farà storia poi nel prossimo futuro. Quindi io sono veramente entusiasta di come è andato. Abbiamo anche, tra l'altro, conosciuto discipline bellissime che tanti non seguivano. Faccio l'esempio del curling, che sembrava una disciplina che non tanti fosse così masticata, e ce ne siamo appassionati. Quindi è servita anche questa Olimpiadi per farci conoscere veramente le discipline alpine e a farci appassionare. Penso che chiunque l'abbia seguito abbia solo respirato sport, valori e tanto entusiasmo. Claudio. Allora, è stata, come ha detto il Presidente, una splendida Olimpiade diffusa. Sottolineo anche il successo che abbiamo ottenuto a livello agonistico. Abbiamo raggiunto un record di 30 medaglie, 10 d'oro, risultati che all'inizio erano impensabili. È chiaro che l'effetto giocare in casa è un effetto sempre positivo, stimolante. Vuol dire che abbiamo atleti di grande valore che hanno sfruttato così l'opportunità di gareggiare in casa. Però da veronese devo sottolineare la grande visibilità che ha avuto Verona in occasione della cerimonia di chiusura, perché con la cerimonia di chiusura Verona è stata al centro del mondo e abbiamo avuto una risonanza. Noi abbiamo la fortuna di avere una splendida arena nella quale abbiamo visto si può fare di tutto e di più, e l'occasione della cerimonia di chiusura ne è stata la prova. Altrettanto sarà il 6 di marzo, quando apriremo i Giochi Paralimpici. Hai fatto bene a sottolineare subito la multifunzionalità dell'arena, per quanto sia un contenitore, passatemi il termine, molto delicato. Si è avuta la conferma, ma si era già avuta la conferma per altri eventi. Mi ricordo la partita di pallavolo degli europei di qualche estate fa. Insomma, con le dovute cautele, con la dovuta competenza e con la dovuta saggezza si può fare in arena veramente tanto. E poi un'altra cosa che volevo sottolineare, al di là dell'aspetto sportivo, come ha detto il Presidente, i volontari. Ho voluto mettere veramente questa felpa qui, ma non per mostrarla, per vantarmi, ma perché questa mi è stata regalata da un volontario
E io ho trovato, al di là del regalo del gadget, che tengo veramente con grande orgoglio e passione, ma ho trovato delle persone di una gentilezza estrema. E questo mi è stato anche confermato da alcuni atleti che ho avuto la possibilità di contattare in questi giorni, una gentilezza, una disponibilità, insomma, non è automatico, e tutto questo ha creato veramente un evento bello e un evento umano. E io penso, e qui entriamo nelle Paralimpiadi, che queste Paralimpiadi ci daranno la possibilità di fare un ulteriore step. Cosa ne pensa, Presidente? Beh, io uso le parole del presidente mondiale Andrew Persson, dell'APC, dell'International Paralympic Committee, che ha da sempre dichiarato, anche in un'ultima intervista, che le occasioni delle Paralimpiadi sono le occasioni per una rivoluzione culturale. La prima rivoluzione culturale è quella dell'inclusione, dell'accettazione, e penso che proprio i nostri volontari daranno prova di questo, perché proprio quella gentilezza, quella capacità di avvicinarsi alle persone, quella bellezza di rappresentare lo sport in qualsiasi dimensione, penso che l'Italia se lo meriterà un plauso, e ne sono veramente certo. Due parole sulla cerimonia di apertura. È stata fatta una scelta coraggiosa, perché è stato scelto uno dei siti più inaccessibili che mai sia stato pensato per le Paralimpiadi e per una cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Ma non è stato fatto a caso, e io che ho vissuto da dentro questa scelta, e anche l'organizzazione rispetto alla renderlo accessibile, posso affermare una cosa. Di tutte le cerimonie di apertura alle quali ho assistito, parlo per le TV, ci ricordiamo il luogo, forse. Ci ricordiamo le immagini, sì, forse qualcosa. Ma io penso che se andiamo a chiedere al pubblico, ai 4 miliardi e mezzo che hanno partecipato e hanno visto per TV la fine lo spettacolo finale delle Olimpiadi, beh, la location la ricorderanno a lungo, molto a lungo le persone, perché è una location straordinaria. E questo sarà per le Paralimpiadi. Aver tentato il più possibile di rendere accessibile un luogo come questo, beh, io che ho visto appunto il palco che partirà da Piazza Braf e arriverà appunto a dentro l'arena, beh, è uno spettacolo enorme, i nostri atleti sfileranno in maniera bellissima, e immaginare che è vero che a giugno ci sarà un ascensore. Beh, io penso che è la prima volta che in Italia si immagini e venga autorizzato dalla soprintendenza l'accessibilità di un luogo storico. E questo ci darà modo per rendere accessibile, per chiedere l'accessibilità anche per Palazzo Ducale, per l'Arena, e per il Colosseo, e per Napoli, e per tutti quei siti dove oggi i nostri ragazzi e ragazze con disabilità non possono accedervi. Quindi, quando parlo di rivoluzione culturale, sta proprio in questo, cioè far capire che il mondo più accessibile ci può essere, lo possiamo volere tutti, e superare anche barriere molte volte appunto più culturali che fisiche. Speriamo noi del Comitato Italiano e soprattutto Veneto, che poi queste Paralimpiadi soprattutto ci lasciano la coscienza che portare i ragazzi e le ragazze a fare sport deve essere un dovere non solo assolto perché siamo entrati dentro la Costituzione, all'articolo 33, ma perché ci conviene veramente, conviene al nostro sistema paese, e conviene veramente, alla luce di tutti questi risultati e delle opportunità che ci sono, conviene a livello internazionale allinearci ai tanti paesi che hanno scelto lo sport come terapia e come veramente opportunità per le nostre generazioni. Claudio, tu che l'Arena la conosci bene e che insomma ci abiti veramente vicino e che l'hai vista in tante occasioni, io ti lancio una provocazione perché l'ho sentita questa voce e ne volevo anche proprio parlare con voi, no? Di questo ascensore, come ha detto il Presidente, io ho sentito voci discordanti, nel senso che ma era proprio necessario installare un ascensore, e poi una volta che l'ascensore porta la persona con disabilità nella parte superiore dell'arena,
poi si apre un altro capitolo, perché poi bisogna rendere accessibile anche la parte superiore dell'arena, perché comunque è sconnessa. Il Presidente ha detto una grande rivoluzione culturale e io ti lancio la provocazione. Siamo pronti a Verona, ma in generale a questa grande rivoluzione culturale? Certo, allora è un perfetto collegamento tra il passato e il futuro. I romani ci hanno lasciato una struttura splendida che abbiamo avuto la fortuna sia rimasta integra, a differenza di quello che è successo al Colosseo o a altre strutture analoghe. Una struttura molto solida che è stata forse troppo protetta negli ultimi anni. Molti eventi non si sono svolti per eccesso di cautela e eccesso di protezionismo nei confronti dell'arena. È una struttura solidissima. Io in molte occasioni, tornando appunto all'accessibilità dei disabili con la carrozzina, ho visto i disabili, tra virgolette, confinati negli angoli più strani e più lontani della platea, dove difficilmente riuscivano a partecipare e ad assistere dignitosamente a uno spettacolo. Farli portare con l'ascensore nei luoghi più alti, con visibilità migliore, con respiro migliore, è sicuramente un salto di qualità eccezionale. Peccato non essere stati in grado di realizzare questo benedetto ascensore in questo periodo, ma arriverà e lo utilizzeremo sicuramente per altri grandi eventi, ma semplicemente per la fruibilità di tutti gli eventi che l'arena ospita. L'arena ha una stagione lirica splendida. Che inizia e finisce con una serie di concerti dove i cantanti più famosi al mondo fanno a gara per esserci e fanno sempre il pieno. Tornando alla visibilità che Verona ha avuto in questi giorni qua, io mi auguro che passate queste due grandi occasioni, nel mondo si ricordi Verona non soltanto come la città di Giulietta e Romeo, ma si ricordi perché quando giro il mondo per attività sportive, eccetera, dico sono veronese. Ah, Verona, la città di Giulietta e Romeo non viene nominata l'Arena o tante altre cose che abbiamo. Io sono sicuro che questo messaggio qua lascerà nella memoria di tanti sportivi, ma anche non solo degli sportivi, perché i giochi olimpici vengono visti non soltanto dagli appassionati di sport, ma dalla gente comune. Mi auguro che rimanga questa splendida memoria e che Verona nel tempo poi fruisca, Verona e poi tutto il contorno esteso alla regione del Veneto, possa avere un ritorno anche dal punto di vista economico, perché no, molto importante e sicuramente così apprezzato a tutto campo da parte di tutti coloro che gravitano attorno a questo movimento. Presidente, l'ha detto una Olimpiade diffusa, una Paralimpiade diffusa, quindi un'ulteriore scommessa che io sono già convinto, ancora prima che inizi, che sarà una scommessa vinta. Passiamo a uno step successivo, e fare e organizzare contemporaneamente Olimpiadi e Paralimpiadi insieme. È troppo sognare, è troppo una cosa difficile da organizzare, o con questo cambio di mentalità che lei ha auspicato si potrà arrivare un giorno a fare l'Olimpiade, punto, senza Paralimpiade, fare le Olimpiadi, gioco per tutti. Noi siamo un movimento che è nato dentro un ospedale riabilitativo inglese che nell'arco di 70 anni ha fatto quello che i cugini del CIO ci hanno messo 100 anni, molto, molto di più. Stiamo correndo molto dagli stadi vuoti e luoghi diversi delle Olimpiadi, stadi vuoti, ma nei luoghi, siamo passati nel stesso luogo in pochi decenni. Io penso che, e spero, di avere un'età che mi consentirà di vedere un'Olimpiade e basta. E quindi lo stesso luogo condiviso sia dall'atleta olimpico che dall'atleta paralimpico. Se ne sta discutendo, non è sull'agenda, ma se ne sta discutendo. Una, due Olimpiadi, spero che alla terza ci possiamo magari arrivare. Tu, Claudio, che hai a che fare nel mondo della pesistica con i giovani, ecco, questa è un'altra grande risorsa, secondo me.
E noi adulti, ormai con i capelli bianchi, abbiamo qualche difficoltà a volte ad approcciare a questo mondo, vuoi per delle barriere mentali, come diceva il Presidente prima, che ci portiamo dentro, un retaggio che ci portiamo dentro da quando eravamo piccoli. Ecco, il lavoro che si può fare sui giovani è proprio questo, no? Di far capire loro che siamo effettivamente tutti uguali e che lo sport unisce ancora di più. Io posso fare un esempio, un esempio legato alla mia attività professionale da insegnante di educazione fisica. Io sono entrato nella scuola negli anni 70 e sono uscito nel primo decennio del 2000. Allora, in quegli anni, anni 70-80, il disabile era a scuola, passatemi il termine, era un problema, era un impiccio. E poverino, il bambino, la bambina, il ragazzo disabile era affidato, era confinato in situazioni così marginali, si creava, non si sapeva dove, a chi affidarlo, poi pian pianino si è presa coscienza che bisognava avere cura, avere attenzioni, sono arrivati gli insegnanti di sostegno che prima non c'erano il disabile ha ritrovato la giusta dignità. Parlo a livello scolastico. Quando sono uscito dalla scuola, il ragazzo, la ragazza disabile aveva la sua dignità, partecipava alle attività sportive. Una medaglia di bronzo che abbiamo avuto nel tennis tavolo con Federico Falco, ricordo che è partita con l'attività scolastica del tennis tavolo all'Istituto Marconi dove insegnavo io con mio fratello. Tornando all'ambito così esterno alla scuola, la disabilità è vista non ancora completamente con attenzione. Ci sono molte barriere, ci sono molti problemi, molte problematiche particolari. A volte sono le famiglie che non trovano risvolti o situazioni positive per i loro ragazzi. Dobbiamo essere noi a cercare di entrare nel sistema e far capire tutte quelle che sono le nostre possibilità. Tornando alle Olimpiadi, fino a qualche anno fa si parlava quasi di Olimpiadi di Serie A e Olimpiadi di Serie B. Adesso non è più così, le due Olimpiadi sono due momenti olimpici, quello olimpico e quello paralimpico, che purtroppo hanno tempi diversi, ma hanno pari dignità. E io sono convinto che avremo la possibilità fra due, tre occasioni di vedere una grande kermesse dove troveranno alternanza gli olimpici e i paralimpici con la stessa dignità. Presidente, queste Paralimpiadi potranno essere, l'ha detto Claudio, tante famiglie magari fanno ancora fatica a portare il figlio o il marito o la moglie con disabilità a provare lo sport. Queste Paralimpiadi potranno essere un grande messaggio, un grande input per aprire le ultime porte, perché tante se ne sono aperte, ma quelle porte che ancora di casa, che sono ancora chiuse e che non hanno forse il coraggio di provare a cimentarsi nelle discipline. Esattamente, parliamo proprio di coraggio. Ci sono ancora molte porte chiuse e molte persone con disabilità sono a casa. Do un dato, 4 milioni e 8 sono gli abitanti nel Veneto, 183.000 sono le persone con disabilità, 72.000 sono tra i 6 e i 49 anni. Di queste 74.000, solo il 22% fa una qualsiasi attività motoria non intensiva, una qualsiasi attività motoria. I cugini olimpici, sulla stessa fascia, hanno un 47%. Noi quindi abbiamo un gap del 27% e dobbiamo lavorarci intensamente, lo dobbiamo fare, come accennavo prima, per un dovere proprio, prima di tutto socio-sanitario.
perché tener ferma la popolazione disabile significa, oltre che un aggravio delle spese sociosanitarie, significa veramente creare dei problemi molto, molto importanti a livello fisico e psicologico. E questa cosa qua, beh, dobbiamo farla crescere, questa sensibilità all'interno del mondo politico, nel mondo regionale, locale, perché poi è là che si decidono come allocare le risorse. E noi lo diciamo sempre e lo continueremo a dire, non stiamo parlando di risparmio. Dove mettiamo soldi per lo sport, andiamo a risparmiare perché costa molto di più portare la nostra popolazione disabile a fare la riabilitazione sanitaria che utilizzare lo sport come riabilitazione. E nell'utilizzo dello sport come riabilitazione abbiamo un risparmio di oltre il 50%. Questo l'abbiamo fatto già misurare dall'Università, tra l'altro di Verona, un bellissimo studio che è stato fatto. Quindi insomma noi puntiamo molto sulla nuova governance regionale che ha già espresso molto interesse e sensibilità in tal senso, quindi speriamo che le Paralimpiadi siano quel lancio definitivo che ci veda mettere in pista delle politiche attive per portare fuori la popolazione disabile da casa e poterla avviare a un'attività sportiva. E io mi auguro di tipo agonistico anche, perché se il 22% sono quelli che fanno una qualsiasi attività motoria, solo il 5% lo fa agonisticamente. Quindi abbiamo bisogno di veramente di portarli fuori, perché le esperienze che possono fare i ragazzi fuori da casa, in trasferta, sono irripetibili con altri tipi di attività. La famiglia ha bisogno anche di momenti dove trovare tranquillità e sapere che la persona con disabilità della famiglia in quel momento sta facendo qualcosa che la fa star bene. Beh, penso che sia anche quello un acceleratore e un motivatore per tutto il resto della famiglia. Claudio, ti faccio l'ultima domanda. Da sportivo, no, da sportivo, ehm, queste Paralimpiadi e queste Olimpiadi, al di là dei risultati, hanno o lasceranno, secondo te, una vera impronta a quello che può essere proprio la base dello sport? Perché lo sappiamo che si parla tanto di sport giovanile, ma poi di fatto, e non voglio fare puntare il dito su sport piuttosto che su un altro, poi vediamo che veramente si punta poco, poco sui giovani o comunque si punta in modo marginale. Ecco, questi giochi invernali potranno aprire nuovi scenari anche su nuove discipline che magari, come diceva prima il Presidente, poco conosciute, ma che possono attrarre i giovani. Beh, sicuramente come capita in tutte le occasioni, in tutti gli appuntamenti olimpici, per 15 giorni siamo tempestati positivamente da tutta una serie di collegamenti e non vediamo soltanto gli sport famosi, lo slalom, la discesa libera, eccetera, ma vediamo tutti gli altri sport paralleli che non vediamo mai, come il salto del trampolino, il curling, eccetera, eccetera. Vediamo soltanto una volta ogni 4 anni e tutti siamo incollati alla televisione, grandi e piccoli, e sono soprattutto i piccoli che memorizzano quello che vedono, scoprono possibilità, opportunità nuove e con la speranza poi di poterle frequentare, perché non sempre poi ci sono le strutture che permettano di avvicinarsi allo sport. Guardate cosa è successo con l'effetto Sinner. L'effetto Sinner ha fatto riempire i campi di tennis, ha fatto riempire, si stavano svuotando in questi ultimi anni. L'effetto Sinner ha riempito i campi di tennis. Io sono convinto, noi non abbiamo impianti di risalita dappertutto nel Veneto, ma nelle zone attrezzate, nelle zone di montagna e così via, o nei palazzetti del ghiaccio dove poter svolgere le attività del ghiaccio, sicuramente ci sarà un afflusso da parte di o bambini che chiedono direttamente o famiglie grandi, perché molto spesso l'avviamento allo sport raramente è una scelta da parte del bambino o della bambina, quasi sempre è una scelta degli adulti che decidono, anche in riferimento alle strutture che hanno a disposizione, cosa far fare ai loro ragazzi, ai loro bambini. Io sono convinto che sicuramente ci sarà un effetto di ritorno molto, molto, molto positivo
e ci sarà bisogno anche di sensibilizzare le amministrazioni, le varie amministrazioni per sistemare i loro impianti sportivi, adattarli alla disabilità. Una grande apertura potrebbe essere quella delle società sportive che si occupano soltanto di atleti normalmente dotati, che possono aprire un settore dedicato alle discipline paralimpiche. Come faccio un esempio in casa. La pesistica del sollevamento pesi, la pesistica paralimpica è una distensione di panca. Non ci vuole niente dotare una palestra di pesistica con una panca paralimpica e creare un settore paralimpico. Lo stesso potrebbe succedere per tante altre società, per tante altre situazioni. Sensibilizzare ancora di più e potenziare ancora di più la promozione dello sport nelle scuole, perché chiaramente da insegnante di educazione fisica so quanto importante è la parola della professoressa o del professore di educazione fisica a favore di una disciplina sportiva. Per cui se noi cerchiamo di lavorare nelle varie direzioni, sicuramente avremo un grande avvenire e un futuro decisamente migliore dei tempi che stiamo vivendo. E poi dopo sarà anche la partita, poi sarà anche da giocare da parte delle federazioni, che dovranno fare anche loro la loro parte per promuovere e per attivarsi in modo vero. Presidente, io con lei vorrei fare la chiusura e non abbiamo parlato di risultati e non abbiamo parlato di cosa potrà fare l'Italia. Ne parleremo a Paralimpiadi chiuse, quindi le do già l'appuntamento a tra qualche settimana. Intanto io lascio a lei la chiusura e le faccio fare uno spot, un invito a seguire le Paralimpiadi e perché un telespettatore dovrebbe fermarsi davanti allo schermo a guardare le Paralimpiadi. Bene, allora è dal 2012 che le Paralimpiadi hanno uno share sempre maggiore. Perché? Perché vedere un ragazzo con una gamba sola scendere da montagna e avere le stesse prestazioni dei bipedi, oppure vedere una persona cieca che si affida totalmente alla propria guida e questo senza poter mai fermarsi, andare giù e far tempi come le persone appunto vedenti o vedere su un monosci seduta una persona che con le anche riesce a fare le stesse cose di chi scia in piedi, beh, è uno spettacolo veramente incredibile e questo incolla veramente la gente di fronte al televisore. Io sono convinto che lo share anche qua in Italia sarà importante perché lo spettacolo sarà bello da vedere e i nostri ragazzi sono veramente da un cuore grande e quando ci vedono quei sorrisi là non te li dimentichi, no, neanche per TV. Grazie mille allora Presidente Davide Giorgi, Presidente del CIP Veneto, grazie Claudio Toninel, delegato del CIP per quanto riguarda la provincia di Verona. Io vi do appuntamento al post Paralimpiadi, quindi grazie ancora di essere stato con noi, ci vedremo tra qualche settimana. Grazie. Grazie a Grazie voi, Alberto e grazie grazie a a tutti tutti. i telespettatori.